Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova camminata. Oggi proveremo il nostro primo bivacco. Siamo nella Val Vanoi, vicino a Canal San Bovo. La partenza del rifugio Refavaia che vedete alle mie spalle. E con me nella partenza oggi ci sarà il Guaro, Salve, Virs e Bobby. Salutate. Dalla partenza si supera il comodo ponte e si prosegue subito a destra. La strada dovrebbe essere tutta dritta, un 10% di pendenza su strada forestale, per cui niente di difficile. Per cui partiamo. Per non farci mancare nulla, la sportina per il cibo e per l'aperitivo che non deve mancare mai. Come possiamo vedere, in questa zona ci sono tanti bivacchi, per cui c'è la maiga fussernica e le maighe cupolate sotto di sopra. Noi andremo al maghe succede di sotto, di qua. Siamo 15 minuti, 500 metri arrivati. Il nostro frigo personale, spettacolo, immersi nella natura. Voto, guarda. Voto. beh, voto 8, un bel bivacco, tenuta molto bene. Ed ecco qui che possiamo provare la nostra griglia portatile. Che bene. La recensione è un po' scivolosa questa griglia. Ed ecco qua che possiamo provare la nostra griglia portatile. Andiamo ad aprire. Vediamo pezzi. Questo è il pezzo per pulirla. Possiamo andare ad aprire. E Guaro, detto anche Quasimodo. Stai grossa. Facci vedere come si fa. Oh, come un coltello nel burro. Guardalo, pazzesco. Siamo in piena cucina, sembra mezzanotte ma sono solo le 7. E come sta andando? Benissimo. Difficile? Ma dai, insomma, tutto sommato una passeggiata. Come possiamo vedere, panino pronto e illuminate dalle nostre torce. Museo Bobby, la sinope del bivacco. Ci stava. Prima partita. E loro sono sempre. Buongiorno a tutti da questo fantastico posto. Siamo fuori al bivacco, siamo già alzati da un bel po'. Abbiamo fatto colazione, come potete vedere, e qui la vista è fantastica. Come è andata la notte, guarda? Prima notte È stata un po' faticosa. Diciamo che dormire senza materassi non è il massimo. Però il cielo stellato ne ha valso la pena. Eh sì, ieri sera
Adesso vi condivido qualche scatto, ma tanta roba, cioè le foto non possono, non rendono. Ed ora, siccome ieri non vi ho portato all'interno del bivacco, vi faccio vedere com'è strutturato. C'è un piccolo bivacco tour questa mattina. Allora, appena entrate nel bivacco, nel frattempo stiamo pulendo, dobbiamo sempre pulirli. C'è questo grande caminetto che tira da paura, non fa fumo e per cui è il giusto modo per scaldarsi. Poi qui troviamo delle mensole, una cucina economica che non abbiamo testato perché non sappiamo se fa fumo, una grande panca e qua sopra troviamo un soppalco, però senza materassi al momento. Salutiamo il bivacco, siamo pronti a partire per il ritorno. Passeggiata abbastanza semplice, 45 minuti circa. Portiamo via l'immondizia. Quasi arrivati alla macchina e siamo in conclusione di questa camminata. Prima esperienza in bivacco, direi non per tutti, nel senso che non trovando materassi ma dormendo sulla stuoia la schiena subisce un po' il contraccolpo. Abituato sempre a dormire su materassi. Comunque bella esperienza da fare, insomma. L'importante è portarsi via tutto il necessario sia per mangiare, per bere e per tenersi caldi, soprattutto adesso che inizia la stagione fredda. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a qui, spero che questa avventura vi sia piaciuta. Vi lascio sempre il tracciato nella descrizione e ci vediamo alla prossima camminata.